Telespettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la nostra prima edizione dei telegiornali che resterà con voi quest'oggi fino alle 13:30 con tutte le notizie di giornata, gli approfondimenti e gli aggiornamenti sui temi di maggiore attualità. Cominciamo subito con il bollettino odierno dei contagi relativi all'andamento della pandemia nella nostra regione. È stato pubblicato proprio poco fa dalla regione appunto del Veneto, e quest'oggi sono 13.094 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 19 le vittime, e secondo il report della regione appunto dall'inizio della pandemia il totale dei contagi nel nostro territorio è salito a 881.507. Il totale degli attualmente positivi, quindi in queste giornate, si attesta sulle 252.000 unità. Per quanto riguarda i ricoveri, sono ricoverati nelle aree non critiche 1.735 pazienti, meno 18 rispetto a ieri, e 198 i ricoveri nelle terapie intensive, meno 7 rispetto a ieri. Questi quindi i dati che segnano un rallentamento della corsa del virus appunto nelle ultime ore. Vedremo poi naturalmente se saranno confermati nei prossimi giorni. Intanto ringrazio per essere con noi i nostri primi due ospiti. Buona giornata e benvenuti a Samantha Grossi, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Treviso. Buongiorno Samantha, grazie per essere con noi, e benvenuto a Luigi Pais dei Mori, Presidente del Coordinamento degli Infermieri della Regione del Veneto. Buona giornata. Grazie a voi e a chi ti ascolta. Grazie allora per essere con noi, per cercare di fare un po' un focus su quella che è la professione infermieristica alla luce soprattutto di quanto emerso in questi ultimi due anni, che purtroppo vi hanno visti in prima linea nell'affrontare l'emergenza pandemica. Un periodo quindi quest'ultimo che ha fatto emergere, possiamo dire, molti nodi e molte problematiche legate a questa professione, delle quali si parlava da anni, che magari erano sotto traccia ma che appunto sono poi esplosi a causa della situazione pandemica, a cominciare soprattutto dalla carenza di infermieri. Luigi Pais dei Mori, la situazione nella nostra regione com'è? Sì, dal punto di vista della carenza infermieristica, sia come ordini degli infermieri del Veneto, sia come federazione nazionale, da almeno 20 anni stiamo dichiarando l'emergenza per quanto riguarda la presenza degli infermieri all'interno dei servizi, non solo per un ambito di sostenibilità dei servizi stessi, ma anche e soprattutto per un ambito di sviluppo dei servizi, in un'ottica di una salute che necessita di servizi sempre più complessi, sempre più articolati e soprattutto sempre più capillari. Io vengo dalla provincia di Belluno, per cui ho ben presente la situazione per esempio delle aree limitrofe di montagna, dove il tema della salute, il diritto alla salute del cittadino è un tema estremamente sentito ed estremamente critico, perché effettivamente è molto difficile garantire gli stessi livelli di assistenza e di salute nelle diverse zone della nostra provincia. La carenza infermieristica è un tema che viene toccato anche annualmente dal punto di vista dei numeri che come Ordini del Veneto proponiamo alla Regione, all'Università e quindi al Ministero in ultima analisi per quanto riguarda appunto non solo la sostenibilità ma anche lo sviluppo. Negli ultimi 20 anni purtroppo abbiamo registrato, e sono dati chiaramente incontrovertibili, una sordità sia da un punto di vista della politica nazionale sia da un punto di vista delle università ai gridi d'allarme che stavamo facendo. La pandemia Covid purtroppo è stato un catalizzatore, ha velocizzato in maniera importante questa emergenza che stavamo già denunciando, e adesso purtroppo registriamo gli esiti di questa miopia politica rispetto all'investimento sulla professione infermieristica.
Ecco, diciamo però che in questo senso qualcosa si sta muovendo, nel senso che appunto nonostante le grosse difficoltà appunto di cui dicevamo, sembra che tra i giovani vi sia anche un desiderio di affrontare questa professione. Ne sono testimonianza i dati relativi alle iscrizioni all'università, perché naturalmente lo ricordiamo è necessaria la laurea ora già da diversi anni, insomma, per poter esercitare la professione infermieristica. Dati proprio quelli ultimi sono stati pubblicati l'altro ieri, mi sembra, quelli per esempio relativi all'Università di Padova, con le varie sedi dislocate poi nel territorio, una tra l'altro in provincia di Treviso, che dimostrano un consistente incremento rispetto all'anno precedente. Quindi c'è una voglia anche da parte dei giovani, dei ragazzi, di approcciarsi a questa professione. Sì, la professione infermieristica è una professione estremamente versatile, nel senso che è una professione che affronta non solo i problemi di malattia, ma affronta la salute a 360 gradi e con un ampio spazio che va dalla persona in gravidanza all'elaborazione del lutto dell'anziano ultracentenario, con tutto quello che ci sta in mezzo. Per cui è una professione che ha ancora una sua attrattività. La questione è molto diversa, è molto a macchia di leopardo in base alle regioni italiane. In Veneto abbiamo ancora, diciamo così, registriamo un buon appeal della professione sui giovani. È una professione che garantiva ancora prima della pandemia, voglio dire, un'occupazione praticamente certa. I dati di Alma Laurea dicevano che il 97% dei laureati a distanza di inferiore all'anno trovava occupazione. È una professione che dà spazio non solo nel pubblico ma anche nel privato. C'è uno sviluppo molto importante della libera professione infermieristica. Io sono libero professionista da 20 anni, per cui è una professione non solo che dà opportunità, ma una professione che sta crescendo molto, anche in termini di sviluppo di carriera. Il dato più critico in questo momento è una professione che ha bisogno di avere più riconoscimento in termini anche economici. Voglio dire, la bozza di contratto, di rinnovo del contratto collettivo nazionale non sta andando nella versione che come federazione auspicavamo, per cui stiamo cercando di capire, soprattutto insieme ai sindacati che stanno appunto sui tavoli di concertazione, come migliorare questo tipo di aspetti. Abbiamo bisogno di infermieri, questo lo dice la letteratura oltre che la sensibilità. Abbiamo bisogno di infermieri preparati, abbiamo bisogno di infermieri capillari. Il grosso sviluppo della professione infermieristica dei prossimi anni non lo dice Luigi Pais, lo dice la letteratura e lo dicono le spinte europee, è nel senso della domiciliarietà, l'ambito dell'infermieristica di famiglia, l'ambito delle cure domiciliari in senso globale, in senso più importante. Per cui questi temi si inseriscono in un'ottica molto più allargata di sviluppo della professione, ma in senso di sviluppo di un sistema salute che sta andando, anche grazie al PNRR, in una evoluzione importante. Ci sono le risorse devono essere utilizzate bene. Da questo punto di vista ovviamente vogliamo essere interlocutori anche della politica, vogliamo dire la nostra parte. C'è tutto il tema della digitalizzazione delle case di riposo che devono essere completamente riviste nel loro modello di proposta dell'offerta, e quindi insomma le tematiche sono tante. La professione è una professione su cui fare un investimento, non solo in termini politici, chiaramente non solo in termini contrattuali, ma anche in termini professionali. Senz'altro, sicuramente. Samantha Grossi, per quanto riguarda questo aspetto proprio della professione, nello specifico in provincia di Treviso, com'è la situazione? Beh, oddio, la carenza infermieristica incomincia a farsi sentire sia nelle strutture private che nelle case di riposo, ma anche nell'area ospedaliera. È una situazione un po' ai limiti. Non so quanto i professionisti che continuano insomma con spirito di abnegazione a rimanere in servizio e a continuare a cercare di dare insomma l'assistenza adeguata riescano insomma a mantenere il livello di assistenza almeno minima che riusciamo a garantire.
Ecco, peraltro no, questo è un periodo di grandissima pressione proprio, no, anche sugli infermieri, sui medici, sugli infermieri, su tutto il personale sanitario che si trova ad operare negli ospedali e non solo, in una situazione davvero di grande pressione, di superlavoro, di difficoltà che sono determinate anche dalle assenze. In parte abbiamo visto quelli che sono i dati relativi ai contagi che in questa fase così di crescita esponenziale del virus hanno portato nuovamente anche per quanto riguarda appunto il personale sanitario dei contagi e quindi delle assenze. Poi c'è tutto il capitolo, diciamo, delle assenze per sospensione per coloro che non si sono vaccinati. Sappiamo naturalmente qual è la sua posizione, che è sempre stata molto ferma, no, in questo senso nei confronti degli infermieri Novax. In questo momento, diciamo, la situazione che voi avete monitorato com'è? Allora, a parte la nostra posizione ferma, ma il problema è che c'è una norma anche di legge, prima dettata con il decreto 44, adesso insomma con il decreto 172, che diciamo gli ordini di tutte le professioni sanitarie sono tenute appunto alla verifica dell'obbligo vaccinale. A Treviso principalmente, insomma, io l'ho detto, siamo molto preoccupati per i numeri, perché insomma abbiamo l'accesso alla piattaforma e siamo partiti da 900 che sono inadempienti, piano piano insomma 20 al giorno vediamo che cambiano, però il problema qual è? Che noi non siamo in grado di sapere se a queste persone manca solo la terza dose o manca completamente il ciclo vaccinale, per cui comunque siamo tenuti ad invitare tutti alla vaccinazione e poi in base alle risposte che ci dà l'iscritto decidiamo insomma quale strada intraprendere. Perché l'obbligo è per tutte e 3 le dosi praticamente in questo momento qui. Certo, e al momento quanti ve ne risultano, Samantha Grossi, che sono stati sospesi? Allora, sospesi ad oggi ne abbiamo sospesi 142, però nella piattaforma, ho guardato questa mattina, insomma il numero è un po' sceso, siamo intorno agli 800 ancora, con il semaforo rosso che mi indica che l'iscritto è inadempiente. Ecco, quindi anche questo, diciamo, sicuramente è uno di quegli elementi che vanno ad influire non poco, no? Immagino, su quella che è la pressione lavorativa, poi su coloro che sono rimasti in servizio, ovviamente. Assolutamente sì, non possiamo pensare di sospenderli tutti 800 perché manderemmo in tilt insomma la sanità e non abbiamo neanche la capacità amministrativa di poterlo fare. Un po' alla volta stiamo prendendo in mano e inviamo le lettere, insomma, perché sono numeri enormi. E questo vi fa un po' arrabbiare? Ci fa un po' arrabbiare, ci preoccupa sia diciamo per il personale che rimane comunque in servizio, che ormai è stremato perché veramente c'è un livello di tensione abbastanza insomma sì, densa e dall'altra siamo preoccupati comunque di non riuscire a garantire e a tutelare il cittadino. Questa è la cosa che ci fa più preoccupare, non essere in grado più di garantire le cure. E sicuramente questo è un elemento, immagino che sia anche di forte frustrazione, no? Dopo 2 anni in prima linea a lavorare così come avete lavorato, no? fino ad oggi. Peraltro Samantha Grossi, c'è da sottolineare anche un mutato atteggiamento, possiamo dire, no? Anche dei pazienti nei confronti del personale sanitario. Questo l'hanno denunciato in molti, dai medici
medici, agli infermieri, agli OSS, anche perché ora sempre più spesso coloro che vengono ricoverati nei reparti, lo dimostrano insomma i dati, sono dei pazienti non vaccinati e non tutti accettano con la dovuta, diciamo, con il dovuto atteggiamento quelle che sono le cure, no, che vengono proposte, quindi si è passati anche a atteggiamenti addirittura alle volte di insulto, addirittura di grandissima difficoltà, no, che peggiorano ulteriormente questo clima, immagino, nelle corsie dei reparti. Sì, assolutamente sì, cioè, a parte gli insulti, ma cioè, sono persone comunque che sono diventate molto aggressive verso il personale sanitario, e devo dire che però noi come sanitari ce la mettiamo tutta. Non discriminiamo nessuno, siamo sempre pronti a curare tutti, a cercare di convincere e di spiegare che quella è la cura migliore. Certo è che poi, insomma, se il paziente è convinto e non riusciamo, insomma, a fargli cambiare idea, dobbiamo anche arrenderci, ma questa è la cosa che crea molta frustrazione, non riuscire a salvare i pazienti. Immagino che siano delle situazioni insomma molto difficili e molto frustranti per chi appunto si è trovato a combattere contro questo maledetto virus negli ultimi 2 anni in prima linea, come appunto tutto il personale sanitario. Luigi Pais dei Mori, volevo chiederle un'altra cosa, perché ne aveva accennato lei prima relativamente appunto alla professione infermieristica, come è cambiata in questi ultimi 2 anni, ma nel corso insomma degli anni, e come cambierà sempre più, perché è evidente che la pandemia ha portato in evidenza anche alla necessità di un cambiamento di quello che è l'approccio sanitario delle cure nei confronti dei pazienti e nella necessità di potenziare determinati aspetti e determinate figure professionali. Sì, lei prima correttamente accennava al percorso universitario degli infermieri. Gli infermieri si formano in università ormai da oltre 25 anni, hanno un percorso di carriera completo che parte dalla laurea triennale al dottorato di ricerca. Ci sono professori ordinari di infermieristica ormai anche da parecchi anni, per cui è una formazione del tutto adeguata, diciamo, a quelle che sono le esigenze mutate nel tempo. Ovviamente l'evoluzione dei sistemi, la complessità dei sistemi, il sistema salute è un sistema estremamente complesso, porta a una continua riflessione su quali sono le formazioni, su quali sono le competenze necessarie ad affrontare le sfide sempre crescenti del sistema. Per cui stiamo ragionando ancora da anni, stiamo ragionando anche in questi mesi con i ministeri competenti, il Ministero dell'Università e il Ministero della Salute, relativamente a uno sviluppo di laurea magistrale in chiave clinica. La laurea magistrale esiste già per gli infermieri almeno dal 2006 e prevede l'ambito di sviluppo delle competenze in ambito manageriale, dirigenziale e di insegnamento universitario. Noi crediamo, e non solo noi, anche buona parte del mondo medico ha questo tipo di visione, che è necessario avere un ulteriore livello di specializzazione nell'ambito dei processi complessi tecnicamente clinici, quindi nell'ambito proprio dell'esercizio agito della professione. Questa è una professione che sta camminando, sta correndo, vorrei dire, basta considerare le evoluzioni normative, parallelamente quelle giurisprudenziali degli ultimi 30 anni, per vedere come questa professione sta aprendo nuove strade di sviluppo. Strada maggiore, la sfida maggiore, che come si diceva anche prima è stata esacerbata in termini di velocità dalla pandemia, è quella dello sviluppo territoriale. Soprattutto il Veneto ha avuto nel passato grande attenzione all'ambito delle cure domiciliari. Adesso bisogna fare un cambio di passo, bisogna essere più capillari, più incisivi e più completi, in modo che la persona possa essere veramente non solo assistita ma anche proprio curata a casa in tutti i suoi bisogni, per tutte le possibilità che possono essere erogate da questo punto di vista. L'ambito della digitalizzazione è un ambito interessantissimo che viene
che è all'interno, diciamo, degli investimenti importanti per il PNRR, come l'ambito della domiciliarità, una riforma della medicina di famiglia, l'affiancamento con l'infermieristica di famiglia, lo sviluppo di sistemi più capillari e più territoriali rispetto alla centralizzazione ospedaliera che abbiamo sempre vissuto, saranno le chiavi per un nuovo sistema salute di cui abbiamo assolutamente necessità. Ecco, accennavamo prima al problema della carenza, no, degli infermieri negli ospedali, ma in particolare nell'ultimo periodo sono state proprio le RSA, le case di riposo, a lanciare l'allarme, perché si trovano veramente in una situazione difficilissima, sia per quanto riguarda gli infermieri che per quanto riguarda gli OSS, anche perché c'è stata un po' una fuga nell'ultimo periodo dalle case di riposo e diciamo in generale da questo tipo di strutture verso il pubblico. Secondo voi perché e che cosa è necessario fare per cercare di in qualche maniera risolvere questo problema che rischia di veramente esplodere in tutta la sua drammaticità nei prossimi mesi? Sì, ad una lettura storica, diciamo, l'ambito delle RSA globalmente inteso è un ambito che ha sempre vissuto una forma di migrazione dei professionisti nel momento in cui c'era la possibilità di entrare nel pubblico in senso, in termini di ospedale chiaramente. L'ospedale ha sempre avuto una certa attrattività non solo per le differenze contrattuali che in molte strutture che adottano contratti diversi era più marcata e più evidente, ma anche e soprattutto per molti aspetti in termini di possibilità di carriera, di sviluppo di carriera, di benessere lavorativo, per cui l'ambito delle RSA è sempre stato un po' svantaggiato. Come abbiamo detto, la pandemia ha accelerato questo tipo di processo e l'aver aperto parecchi concorsi in pochi mesi ha svuotato, ha creato, diciamo così, un'emergenza che in un periodo purtroppo molto drammaticamente impattante su queste realtà, su queste organizzazioni. Le prime leve che sono state messe in atto da parte dell'RSA per cercare di trattenere i professionisti sono state leve di natura economica, ma come abbiamo sempre detto anche nelle interlocuzioni dell'RSA, la leva economica ha sicuramente un impatto immediato, più evidente sotto certi aspetti, ma non è l'unica leva e forse non è neanche la leva più importante. Le organizzazioni dell'RSA devono essere per molti aspetti riviste, dando possibilità di carriera diverse agli infermieri. Ci sono molti infermieri che lavorano benissimo nelle RSA, non ci sono infermieri di serie A e di serie B, ci sono infermieri di estrema competenza all'interno delle strutture che abbracciano e studiano l'ambito geriatrico in una maniera mirabile sotto certi aspetti. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, infermieri molto preparati, molto dediti, con posizioni di rilievo e significative all'interno delle organizzazioni e delle strutture per poter incidere veramente all'interno di questi bisogni assistenziali particolari e che ovviamente nell'ambito di una popolazione estremamente invecchiata avranno sempre più necessità di spazio. Questo è un tema che stiamo discutendo molto anche con la Regione Veneto in un'ottica di riforma del sistema globale per quanto riguarda l'ambito dell'RSA, che riguarda certamente lo sviluppo di competenze diverse per altre figure professionali, mi riferisco in particolare agli operatori sociosanitari, ma anche e soprattutto direi per una rivoluzione organizzativa che abbia un impatto positivo all'interno di queste strutture. Le strutture sono strutture fondamentali all'interno del nostro sistema sanitario nazionale e ancor di più regionale, che ha investito molto nel passato in queste strutture, per cui il nostro è un percorso di concertazione e di proposte importanti che secondo noi porteranno a una riforma sostanziale di questo sistema. Ecco, per concludere, Samantha Grossi, dicevamo prima di questo boom di iscrizioni che c'è stato alla Facoltà di Scienze Infermieristiche, in particolare proprio alla sede di Treviso. Qual è il messaggio che lei, appunto da Presidente dell'Ordine Trevigiano, si sente di lanciare a questi giovani che si vogliono affacciare appunto a questa professione? Allora il messaggio è di intanto tenere duro, nel senso che anche gli studenti che iniziano il primo anno, in questo momento poi di piena pandemia negli ospedali, che iniziano il tirocinio, possono essere insomma sconfortati.
però è solo con, diciamo, la tenacia, se si sono affacciati a questa scelta, a questa professione, immagino che insomma l'ideale lo abbiano ben strutturato al loro interno, per cui dico, tenete duro che ne usciremo sicuramente e sarà una professione che nei prossimi anni, per come insomma stiamo lavorando, avrà molti insomma risultati e anche successi, sia in ordine di umano che anche però insomma professionale e di carriera. Insomma, se cominciano con entusiasmo in un momento così difficile potrà solo che essere in discesa la strada, immagino, spero naturalmente, no? Sì. Per tutti questi ragazzi. Assolutamente sì. Grazie, io vi ringrazio davvero per essere stati con noi e per averci aiutato a approfondire queste tematiche legate ad una professione che si è dimostrata essere ancor più in questi ultimi 2 anni così importante e così fondamentale per garantire la salute di tutti noi. Grazie quindi a Luigi Pais dei Mori, presidente del Coordinamento Infermieri del Veneto, e a Samantha Grossi, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso. Una buona domenica e un buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci a tutti. Grazie, un saluto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Continuiamo a parlare di sanità e di pandemia perché abbiamo in collegamento il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi e per trovare sempre il tempo, insomma, da dedicare a noi e ai nostri telespettatori con tutti gli aggiornamenti sulla situazione. Abbiamo visto, insomma, che questo fine settimana è un fine settimana dedicato soprattutto alla vaccinazione dei più piccini con questo open weekend, possiamo dire, no? Ieri è andata molto bene, si procederà oggi pomeriggio. Diciamo, che sentore avete? Come stanno accogliendo i genitori questo appello alla vaccinazione, visto che insomma fino ad ora la fascia d'età 5-11 è stata quella nella quale c'è stato come dire, un minore entusiasmo, insomma, nell'adesione. Sembra un po' cambiata ora la situazione. Sì, abbiamo avuto questo risultato positivo ieri, oltre 1100 ragazzi minori da 5 a 11 anni. Ringrazio anche molto i genitori che stanno capendo l'importanza della vaccinazione per proteggere i propri figli, ma per proteggere anche i nonni e loro stessi. Io credo che anche oggi avremo un'altrettanta adesione importante e abbiamo compreso, abbiamo capito, come ha detto giustamente bene il presidente Zaia, che dobbiamo fare libero accesso e fare dei Vax Day soprattutto il sabato e la domenica, perché giustamente durante la settimana i ragazzi sono a scuola, i genitori lavorano e quindi i giorni più diciamo liberi, tra virgolette, delle persone che possono accompagnare i minori sono il sabato e la domenica. Quindi ogni sabato e domenica cercheremo di fare dei Vax Day 5-11 anni proprio per raccogliere il maggior numero di adesioni da parte di minori e soprattutto ovviamente dei genitori. Ecco, quindi senz'altro questa è una notizia, no? Quella che ci sta dando ora, direttore, quindi da ora in avanti tutti i fine settimana, insomma, saranno con questi open day per i più piccoli, 5-11, o saranno disponibili anche per le terze dosi della fascia d'età 12-19, quelli un po' più grandicelli, dove però abbiamo visto, insomma, quelli che sono gli ultimi dati, li stiamo anche vedendo in sovraimpressione, no? Man mano che scorrono gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale. In questa fascia d'età la dose booster è ancora un po' indietro rispetto alle altre fasce d'età. Ovviamente sono stati vaccinati dopo e quindi ci sono anche delle ragioni di tempistica, però insomma ormai molti sono arrivati già al momento giusto per poterla fare la terza dose. Assolutamente sì, e guardi, noi
Diciamo che dai 12 anni ai 19 anni si possono prenotare, abbiamo posti, abbiamo spazi, quindi anche il sabato e la domenica casomai aumenteremo il numero dei posti se c'è richiesta. Vorremmo fare questi open day per i minori 5 e 11 perché i minori, come tutti sappiamo, hanno bisogno, soprattutto i piccoli, di spazi a parte, hanno bisogno di maggiore attenzione, hanno bisogno di essere un po' più coccolati, quindi la scelta 5 e 11 è stata fatta anche per dare a loro ovviamente la possibilità, a loro ai genitori, la possibilità di essere un attimo più seguiti, un attimo più coccolati, in modo tale da favorire la vaccinazione ed evitare che i bambini si sentano numeri sostanzialmente per essere vaccinati. Ecco, quindi l'attenzione maggiore è 5-11, ma ciò non toglie che i 12-19 possono aderire, spazi ce ne sono per fare la dose booster. Ecco, infatti abbiamo visto, no, nelle immagini, nel servizio di ieri sera nel nostro telegiornale, come nella sala diciamo riunioni del Cafoncello, che ieri era stata appunto deputata proprio alla vaccinazione dei più piccini, fosse diventata quasi una grande, non dico una sala giochi, ma insomma c'erano i clown di giocare in corsia, c'erano i disegni, c'era il diploma che veniva consegnato, era stato creato proprio un ambiente apposito a misura di bambino per far sì, insomma, che questo momento sia affrontato anche con un certo spirito proprio adatto all'età dei più piccini. Certo, ringrazio i clown in corsia perché sono disponibili anche durante la settimana ad aiutare i bambini ricoverati, che è fondamentale che anche i bambini che sono ricoverati in ospedale possano avere quella sensazione, tra virgolette, di stare a casa, di non essere in un ambiente ovviamente ospedaliero. E questo ha aiutato molto perché effettivamente abbiamo avuto solo un paio di bambini su 250 che hanno pianto, ma che poi dopo l'iniezione tutto si è risolto, perché con l'aiuto dei clown in corsia e con l'aiuto anche della proiezione di qualche film di Walt Disney sicuramente ha aiutato a calmarli e a rendere la cosa molto più facile, più semplice e meno traumatica. Ecco, lo ricordiamo giusto per chi magari ancora non lo sapesse, ritorna il Vax Day oggi pomeriggio, dove, direttore, possono affluire i genitori con i propri bimbi? Sì, oggi non in ospedale, a San Vendemiano, cioè nelle altre sedi, e non in ospedale perché chiaramente viene fatto anche il sabato che lo facciamo, il Vax Day in ospedale, lo facciamo qui i pediatri dell'ospedale e insieme ai pediatri dell'ospedale, quindi faremo ancora di Vax Day in ospedale, ma cercando di farli il sabato in modo tale da poter poi lasciare i pediatri ospedalieri a lavorare anche la domenica quando sono di turno, eccetera. Ecco, sul fronte dei contagi, direttore, come stiamo andando? Abbiamo visto dal bollettino regionale, oggi sono 13.094 in Veneto i nuovi positivi, 2.553 in provincia di Treviso, che è la seconda dopo Verona, che è quella che ne registra più di tutti, 2.700 e qualcosa, insomma. E abbiamo visto che c'è anche, continua ad esserci una grandissima affluenza ai punti tampone. Questa mattina, proprio venendo a lavorare, sono passata davanti alla dogana, ho visto che anche quest'oggi la coda era lunghissima, entrava in tangenziale fino a Canizzano. Sì, guardi, è una cosa pazzesca, ma evidentemente Omicron sta facendo, come dire, sta dilagando in un modo spropositato, come già succede in altre regioni, ed è entrata fortemente anche nella nostra regione, soppiantando di fatto la Delta Plus. Anche oggi abbiamo 2.117 positivi su 100.000, quindi stiamo ancora crescendo. Sta ricrescendo il distretto di Asolo con 2.172 su 100.000, sta crescendo il distretto di Pieve con 2.247 su 100.000, Treviso Nord mantiene 2.054, quindi abbiamo sempre e comunque momenti di estrema difficoltà. Pensi che rispetto al passato, il 2020 stesso periodo, oggi i positivi sono 7 volte tanti, quindi Omicron sta evidentemente coprendo tutta la popolazione che prima veniva contagiata da Delta. Una cosa è sicura,
per fortuna abbiamo meno ricoveri, siamo sempre sulla media di 303-304 ricoveri complessivi in terapia intensiva con 32 persone. Quindi da una parte abbiamo tanti contagi, tanti positivi, ma dall'altra per fortuna non abbiamo numeri esagerati di ricoveri come Covid. Merito della vaccinazione, per fortuna. Sicuramente merito della vaccinazione e merito del fatto che la gente sta facendo la dose booster, la terza dose. Per i tamponi, ecco, mi spiace che succedano queste cose. Mi creda, ieri per esempio non avevamo code da nessuna parte, è una cosa pazzesca, perché purtroppo ci siamo resi conto che è bello l'accesso libero, ma se l'accesso libero è un flusso continuo, cosa che non è, per cui già dalla prossima settimana stiamo pensando di organizzare tutto su una piattaforma e la gente si prenota il tampone. Se poi vedremo che qualcuno non trova posto nella prenotazione nei giorni, allora amplieremo l'orario dei tamponi anche fino ad arrivare alle ore 24. Però dobbiamo avere una programmazione, altrimenti abbiamo delle giornate dove non abbiamo pochissimo. Pensi che ieri anche alla Zoppa Arena, ma anche all'ex Dogana, nel pomeriggio alle 17 passando non c'era più nessuno. Quindi adesso io sto facendo un giro, sono in macchina, andrò a fare un giro nei centri, ma mi creda, la programmazione forse è l'unica soluzione. E poi il progetto Rigoli, che ieri hanno fatto oltre 100 tamponi ad Oderzo per le scuole eccetera, e credo che vada proprio riportato in tutti i comuni grazie alla collaborazione dei comuni, perché questo andrà a stemperare sicuramente il numero di persone che va ai centri tampone. Ecco, quindi da quando si partirà, diciamo, con il tampone su prenotazione? Già da domani, dopodomani? No, stiamo elaborando la piattaforma, stiamo sistemando gli orari, abbiamo fatto delle proiezioni fino a quanto dobbiamo aumentare gli orari, e penso da mercoledì saremo operativi. Ecco, quindi insomma questa sicuramente è una notizia importante per tutti coloro che ci stanno seguendo, proprio perché così si avrà modo di programmare anche il proprio tampone e quindi speriamo insomma di riuscire a eliminare queste code lunghissime che si stanno verificando. Direttore, peraltro c'è un'altra questione che ci è stata sottolineata e segnalata anche da molti telespettatori che ci hanno scritto e chiamato in questi giorni, in particolare anche tra ieri e oggi, relativamente al ritardo nella consegna dell'esito. Quindi c'è gente che ha fatto il tampone da 3 giorni e ancora non sa se può uscire o meno, soprattutto per quelli di fine quarantena. Certo, anche qui guardi, stiamo facendo ancora tantissimi molecolari, siamo oltre a 4.500 al giorno. Dovremmo ovviamente in qualche modo, stiamo ritardando anche il discorso dell'organizzazione nostra, perché purtroppo anche come tecnici di laboratorio abbiamo gente che è diventata persone che sono diventate positive, quindi abbiamo anche un numero di persone che sta a casa proprio perché è diventata positiva, e quindi stiamo un po' riorganizzando il sistema. Comunque i tamponi molecolari, ecco, non prima di 72 ore riusciremo a darli, visto la mole così importante, questa grande numerosità che abbiamo. Secondo lei, direttore, il tampone fai da te a casa per l'uscita dalla quarantena dei vaccinati con terza dose, così come pare l'Emilia Romagna voglia sperimentare, potrebbe essere una soluzione valida o presenta dei rischi? Perché stiamo vedendo, no, anche in questi giorni truffe di ogni tipo da parte di Novax o amici di Novax che si presentano a fare il tampone al posto dell'amico, eccetera. Guardi, io faccio 2 considerazioni. Intanto dico che questa idea non è dell'Emilia Romagna, scusi se lo dico, ma io ho l'inventore in casa che si chiama Roberto Rigoli, il quale insieme al presidente Zaia avevano elaborato un sistema di questo tipo, e quindi io ho l'inventore in casa mia, per cui se permette siamo antesignani, siamo noi che abbiamo inventato questo e non l'Emilia Romagna. Il problema è che quando fu proposto dalla Regione Veneto non fu accettato dal CTS nazionale. Ma a parte questo, ecco, mi permetta 2 riflessioni. La prima, allora, stiamo ormai diventando ovviamente positivi grazie ad Omicron. Omicron per fortuna è dimostrato che dopo 5 giorni, almeno dei casi che abbiamo, uno si negativizza.
Quindi abbiamo una variante che è meno diciamo, impegnativa di Delta Plus. Io ho detto la Delta Plus era effettivamente una variante impegnativa. Quindi teoricamente, anche senza fare il tampone, possiamo dire da 5 a 7 giorni che il soggetto si negativizza. Parliamo del vaccinato, direttore? Parliamo della persona vaccinata? Sì, certo, parliamo della persona vaccinata, ma anche con seconda dose, voglio dire, nel senso che è dimostrato anche con la seconda dose. Quindi voglio dire, a questo punto possiamo dire che l'idea di farli uscire con un tampone, un autotampone, e poi mandare ovviamente il referto direttamente su Sievre, cioè sul nostro portale, sul portale della Regione, potrebbe essere un'idea geniale, perché eviterebbe tanti disagi ovviamente ai lavoratori, a chi deve fare le code, ai genitori, a tutti, e contemporaneamente darebbe a noi la possibilità di utilizzare il nostro personale per i centri vaccini, quindi per aumentare la potenzialità ai centri vaccini, che poi il vero obiettivo, perché l'unico vero obiettivo oggi è vaccinare il più possibile. Con la terza dose abbiamo ancora solo in provincia di Treviso 80.000 persone che dovrebbero fare la terza dose, che sono pronti per fare la terza dose e che ancora non stanno aderendo. Magari se noi riuscissimo a potenziare il sabato e la domenica, avendo più personale, anche a ore di un certo tipo, magari questi aderirebbero di più. Quindi secondo me sarebbe veramente una cosa positiva. L'aveva già proposta Rigoli e il presidente Zaia a suo tempo. La regione Emilia-Romagna l'ha fatta sua, speriamo che il CTS dica di sì, e credo possa essere effettivamente l'uovo di Colombo. Perché questo insomma vi consentirebbe di sgravare, no, parecchio personale. Lei stesso diceva anche nei laboratori, ora la situazione è un po' difficile, ma direttore, in generale, diciamo, tra positivi e Novax, quanta gente vi manca all'appello? E Novax sospesi? Guardi, stiamo parlando nell'ordine di 250-300 persone. Tra sospesi e positivi superiamo le 300 persone. Sono tantissime, che comunque noi, ringraziando Dio, riusciamo a garantire comunque i servizi, con uno sforzo importante da parte dei nostri operatori, che ringrazio sempre, ma soprattutto grazie al fatto che in qualche modo con la Regione ci dà la possibilità di prendere liberi professionisti, pensionati, cioè tutte persone che stiamo reclutando e che ringrazio, e che proprio per la causa, per il bene della popolazione e della cittadinanza, accettano di lavorare anche quando potrebbero stare tranquillamente in pensione senza problemi. Un'ultima domanda, direttore, relativa ai medici di base, perché in provincia, in diversi comuni, insomma, si stanno segnalando delle situazioni di difficoltà a causa di medici di base, appunto, che sono andati in pensione, e quindi con delle fasce anche abbastanza consistenti di popolazione che sono scoperte, oppure che devono spostarsi affrontando magari dei viaggi che per un anziano possono essere anche problematici. A che punto siamo? Guardi, il problema è diffuso, direi, non solo nella nostra provincia, certo, in tutta Italia. E la carenza, come parlavamo e dicevamo, della carenza di specialisti, c'è anche la carenza ovviamente di medici di famiglia. Il Covid non ha fatto altro che peggiorare, perché per due motivi. Uno, perché giustamente anche i medici di famiglia cercano di salvaguardare se stessi, anche perché anche loro hanno avuto decessi di medici in prima linea e positivi, e quindi ricevono solo e esclusivamente per appuntamento, perché ovviamente non possono avere le sale d'aspetto piene di persone. Questo ha creato qualche difficoltà alle persone anziane, che erano abituate ad andare al medico di famiglia magari una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, per fare le ricette, ma anche per fare giustamente le visite di controllo. E questo ha creato quindi dei problemi. Tanti medici se ne sono andati, potevano andare via perché non sono rimasti fino a 70 anni, perché chiaramente per il Covid, per colpa del Covid. Poi tanti altri sono stressati perché sono rimasti in pochi. Quindi dovremmo trovare un comune denominatore. Il 17 abbiamo il comitato dei medici di medicina generale, dove noi cercheremo di dare loro amministrativi, in modo tale, cioè dargli la possibilità di assumere amministrativi, anche se dobbiamo sempre, c'è un contratto collettivo nazionale che non abbiamo fatto noi ovviamente, perché se noi potessimo dare qualcosa in più senza essere poi
come dire, mandati alla Corte dei Conti per responsabilità legata ovviamente al cattivo utilizzo dei soldi pubblici, potremo veramente fare in modo che gli amministrativi facciano da filtro al medico di famiglia, il quale fa il medico di famiglia, appunto. E quindi tutte le parti burocratiche che deve fare, dalle certificazioni alle ricette stesse, alla richiesta di appuntamenti, poteva essere espletato dagli amministrativi. Stiamo lavorando su questo, credo che speriamo e ci auguriamo che con i nuovi avvisi che fa Azienda Zero qualche medico di famiglia nuovo lo troviamo, disponibile a venire nei nostri territori, ma soprattutto dovremo pensare ai giovani laureati che dovremo mettere in gioco subito. Questo è l'unico modo per sopperire a questa tragedia, dico io, perché quando mancano i medici famiglia manca il primo interlocutore importante per il cittadino. Certo, io la ringrazio davvero, direttore, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Ricordiamo allora oggi pomeriggio Vax Day a libero accesso per i bambini della fascia 5-11 anni a San Vendemiano e agli hub di Asolo e Villorba. Grazie a Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Noi ora continuiamo il nostro telegiornale approfondendo un tema relativo alla crisi del turismo e alla necessità di sostegni alle categorie appunto maggiormente penalizzate proprio dalla situazione pandemica. Chiedo alla regia se abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite. No, ancora non c'è. Allora, proprio su questo tema vediamo intanto il servizio che avevamo realizzato ieri appunto nel corso del nostro telegiornale con l'intervista al presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon. Così intanto inquadriamo quella che è la questione. Sentiamo. La prima drammatica conseguenza in caso di mancato rinnovo della cassa integrazione, purtroppo ci sarà il rischio di numerosi licenziamenti. Senza sostegni il sistema non regge. A lanciare l'allarme è Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Ancora qualche settimana, dopodiché, se non arriveranno misure concrete, gli imprenditori saranno costretti a lasciare a casa i dipendenti. La successiva conseguenza è quella di vedere molte aziende che di fronte al rincaro dei costi, soprattutto anche quello delle bollette, delle utenze in generale, possano decidere di tenere chiuse le proprie aziende piuttosto che mantenerle aperte e quindi rinnovando i contratti ai propri lavoratori. Dopo la fiammata delle vacanze di Natale, con buoni tassi di occupazione delle stanze negli alberghi, la situazione è ora drammatica. Purtroppo al termine delle festività e delle vacanze siamo ripiombati su occupazioni che rappresentano il 10%, con qualche picco nei weekend, ma assolutamente insufficienti per sostenere il sistema. Oltretutto è da diverso tempo che stiamo chiedendo al governo l'attenzione soprattutto sul rinnovo dei sostegni al nostro settore, che è quello in assoluto più colpito e che vede la totale assenza del mercato internazionale. Credito d'imposta sugli affitti, esonero dal pagamento dell'IMU, moratoria sui mutui e cassa integrazione Covid sono, secondo Federalberghi, indispensabili per consentire alle aziende del settore di superare questo periodo e poi ripartire quando la situazione lo consentirà. Se questo non avverrà, nelle prossime settimane saranno sicuramente giorni particolarmente difficili per il nostro settore. Ecco, allora avete sentito, questo è il problema che appunto sollevano gli albergatori che si trovano in una grossa difficoltà dopo questa fiammata, potremmo dire, che c'è stata nel periodo delle vacanze di Natale, in particolare per la montagna. La situazione è cambiata drasticamente, manca completamente la clientela internazionale e questo crea non pochi problemi, soprattutto pensiamo in questo periodo per quanto riguarda le settimane bianche per la montagna, per quanto riguarda le città d'arte, in particolare pensiamo a Venezia con il Carnevale. Ancora non si sa bene esattamente che cosa abbia
in qualche maniera determinato proprio le decisioni del Comune. Abbiamo proprio su questo un servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione di Venezia, un appello appunto per il Carnevale che viene proprio dalle associazioni degli albergatori. Vediamo. La richiesta al Comune e alle istituzioni non lascia campo ai dubbi. Pur in una situazione difficile, il Carnevale 2022 a Venezia si faccia, almeno parzialmente in presenza. Siamo in una situazione terribile, abbiamo avuto 2 mesi di quasi deserto in città, tassi di occupazione tra il 15 e il 20%, mai visti prima a Venezia se non nei periodi di lockdown. E l'unica maniera per uscire da questa situazione è recuperare la normalità. Recuperare la normalità significa fare il Carnevale. Fare il Carnevale ovviamente può significare anche che parzialmente sia fatto fisicamente e parzialmente fatto virtualmente. L'assessore comunale al turismo Simone Venturini su questo punto è ottimista. A Venezia il Carnevale si farà, sarà ovviamente un Carnevale diverso da quelli pre-pandemia. Eviteremo i grandi eventi di massa, San Marco non sarà ovviamente palcoscenico per alcune iniziative come il volo dell'angelo o altre cose a cui eravamo abituati appunto prima della pandemia, ma faremo comunque delle occasioni di manifestazioni, faremo comunque delle occasioni di eventi ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative, ma soprattutto useremo il Carnevale come momento per comunicare al mondo che Venezia c'è, Venezia è aperta, Venezia è ripartita e Venezia si prepara alla stagione estiva con molto entusiasmo. Quindi sarà un Carnevale che guarderà molto al digitale, guarderà molto anche alla comunicazione all'estero. Scarpa però bussa ancora alla porta del governo, altrimenti ammonisce dietro l'angolo ci sarà la spada di Damocle dei licenziamenti. Abbiamo bisogno di una mano che ci aiuti a rialzarci, o ce l'ha dal governo o non riesco a capire chi altro potrebbe darcelo. Dobbiamo aspettare la cassa integrazione, ci aspettiamo la cassa integrazione, altrimenti partiranno i licenziamenti dei dipendenti, ci aspettiamo il blocco della seconda rata dell'IMU, ci aspettiamo il rinnovo del provvedimento sui crediti d'imposta per gli affitti, ci aspettiamo la moratoria sui mutui e un aiuto anche nel rapporto con le banche. Ecco, allora abbiamo evidentemente qualche problema con il collegamento con Giulio Cavara, vicepresidente di Federalberghi Veneto. Noi ora, no, mi segnalano dalla regia che siamo pronti per quanto riguarda la pubblicità, quindi vediamo insieme la pubblicità, restate con noi, a tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Il robusto anticiclone che occupa gran parte dell'Europa comanda il tempo sulla nostra penisola e dunque anche sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 16 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto, senza piogge, tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nebbia nelle ore più fredde sulla pianura. Inoltre la stabilità che si protrae da giorni, unitamente all'assenza di vento, stanno causando un nuovo aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Diamo uno sguardo però alle temperature, che saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra -2 e 1 grado, massime sugli 8-9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, cielo sereno solo con qualche nube ma del tutto innocua. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali foschie sulle vallate alpine al mattino, a seguire tanto sole dappertutto. Temperature minime intorno a -2, 1 grado, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, prima edizione. Abbiamo in collegamento telefonico Giulio Cavara, vicepresidente di Federalberghi del Veneto. Buongiorno Cavara, mi sente? Buongiorno. Buongiorno. Sì, perfettamente. Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo sentito nei servizi di questo appello molto forte che viene proprio dalla categoria degli albergatori al governo relativamente ai sostegni. Dopo questa, dicevamo, fiammata che c'è stata nelle vacanze natalizie per la montagna per quanto riguarda appunto le presenze, la situazione ora è decisamente cambiata e c'è una forte preoccupazione per le settimane bianche per quanto riguarda la montagna, ma poi soprattutto per le città d'arte. Il panorama veneto in questo momento, dai dati che voi avete a disposizione, qual è? Il dato veneto attualmente è molto preoccupante perché le città d'arte che hanno avuto, diciamo così, hanno mitigato i dolori, chiamiamoli così, durante l'estate, sono ripiombate nel baratro più totale. Le terme per ovvi motivi non sono ancora ripartite, per cui queste sono le attività. La montagna vive di incertezza che voi perfettamente conoscete, per cui la situazione è molto pesante. Diciamo che oggi come oggi le città d'arte e le terme sono le realtà che stanno pagando il dazio più alto, per cui se il governo non prende atto che questo settore va assolutamente sostenuto in questa fase, noi abbiamo chiesto 4 cose fondamentalmente: la proroga assolutamente importante della cassa integrazione Covid per i nostri collaboratori, perché con le strutture vuote non possiamo anticipare delle ferie, ma dobbiamo assolutamente entrare nella cassa integrazione, perché altrimenti poi si prospetta una cosa che noi non vorremmo mai vedere, che sono i licenziamenti. Poi c'è il credito d'imposta degli affitti, ci sono tante aziende che sono in affitto, anche qui riprorogare il credito d'imposta, l'esenzione delle rate di mutuo, perché poi i mutui vanno pagati e bisogna che ci sia una moratoria sui mutui, perché non c'è liquidità per pagarli. E non ultimo l'esonero dell'IMU. Ecco, queste sono cose che hanno fatto nei precedenti decreti, ma che a questo punto sono assolutamente indispensabili, perché altrimenti il nostro settore implode, cioè non ce la può fare. Senz'altro, quindi questo è sicuramente un aspetto fondamentale da tenere presente e l'appello lanciato da Federalberghi è molto forte. Vedremo quelle che saranno le risposte del governo nei prossimi giorni. Io la ringrazio Giulio Cavara, vicepresidente di Federalberghi del Veneto. Una buona giornata e una buona domenica a lei. Ora cambiamo decisamente argomento. Parliamo di benessere, di bellezza, perché abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Gian Antonio Papa, che è presidente del gruppo benessere della Confartigianato della Marca Trevigiana. Perché parliamo di questo? Buona giornata e grazie per essere con noi. Perché parliamo di questo? Dicevo perché l'abbiamo sentito ormai già molte volte, dal 20 di gennaio per andare dal parrucchiere piuttosto che per andare dall'estetista le cose cambieranno. Sarà quindi necessario esibire il Green Pass base, quindi quello che si può ottenere anche attraverso il tampone. Ecco, secondo voi è una buona notizia questa? Allora, facciamo un passo indietro. Allora, visto che stiamo osservando delle regole molto ferree, molto precise, è un protocollo molto accattivante per noi, perché è molto forte come protocollo, diciamo che siamo rimasti un po' perplessi su questa scelta, perché per quanto poco si va a selezionare ancora la clientela che purtroppo già nel primo periodo Covid si era un po' allontanata dai nostri saloni. E già le prime impressioni che abbiamo avuto e che ho sentito da parte dei nostri soci sono state abbastanza preoccupanti, perché le clienti proprio apertamente hanno manifestato
proprio l'intenzione di dire ma non vengo, vado da un'abusiva, mi faccio arrivare a casa, e questo sta creando un po' di malessere. Questa è la prima impressione che abbiamo avuto. Io non la sento molto bene, sento un audio molto metallico, forse può risolvere lei, credo sia qualcosa dovuto al suo PC, ecco, che così magari, perché allora lo ricordiamo, sicuramente i protocolli di sicurezza per parrucchieri, estetiste eccetera sono da quando c'è stata la riapertura, insomma dopo il lockdown, sicuramente molto rigorosi, come del resto appunto per tutte le altre attività. C'è da dire però che sicuramente è una professione, quindi anche un ambiente che vede una notevole vicinanza, no? È chiaro che il famoso distanziamento difficilmente può essere mantenuto magari dal barbiere finché ti taglia la barba, piuttosto che dall'estetista che ti fa la pulizia del viso, dal parrucchiere che ti taglia i capelli, quindi è chiaro naturalmente che le misure debbano essere in qualche maniera stringenti, ed è giusto, credo che sia così, no? Allora, sicuramente sono misure già stringenti, che noi già utilizziamo tutti i parametri per essere in regola, e quindi dalla mascherina addirittura per fare le barbe usiamo la visiera come usano le estetiste, e quindi già diciamo di nostro siamo protetti nei confronti del cliente, e anche il cliente è protetto. In più, se uno entra in un salone che segue tutte le direttive del protocollo, diciamo che oltre che a questo, dopo ogni cliente vengono aperte le finestre, viene arieggiato il locale, viene disinfettata la poltrona, viene disinfettati tutti diciamo i pianali che ci sono, le attrezzature, quindi penso che più di così siamo al limite, insomma veramente stiamo lavorando al massimo di quello che può essere l'igiene, e da quello che mi risulta diciamo che gran parte di questi contagi dal parrucchiere non ci sono stati, né dalle estetiste, da quello che io fino adesso ho sentito. Logicamente è un momento delicato e sono d'accordo, però forse siamo una categoria che, lavorando anche per appuntamento, abbiamo una persona per volta per ogni addetto, quindi vuol dire che non abbiamo dentro al nostro salone, non siamo un supermercato, insomma, non abbiamo dentro 1000 persone in un colpo solo o 10-20 persone in un colpo solo. Questo è il discorso. Certo, senz'altro. C'è un aspetto però che voi avete sottolineato ancora già da tempi diciamo non sospetti, che è quello del rischio degli abusivi, no? Perché magari a fronte di una normativa più stringente chi lavora rispettando tutti i protocolli eccetera rischia magari addirittura di essere penalizzato da chi esercita abusivamente poi questo lavoro, magari andando in giro per le case senza nemmeno tutte quelle misure appunto di prevenzione che lei ha citato poco fa. Infatti numerosi colleghi mi hanno telefonato, mi hanno anche mandato messaggi, addirittura ieri sera abbiamo avuto un piccolo diciamo, una piccola diatriba con alcuni, perché proprio mi dicevano che c'è scarsa informazione, no? Da parte della gente che non si rende conto cosa vuol dire abusivismo. Perché chi fa l'abusivo in questo momento, diciamoci la verità, è quello che approfitta del momento sapendo che il professionista magari non può accettare la persona senza Green Pass, e praticamente sono gran parte, o chi sta facendo, dei praticanti, li chiamo io, non sono acconciatori che seguono un iter formativo e informativo continuo, sono degli acconciatori che magari hanno fatto 1 o 2 anni di lavoro, oppure stanno facendo una scuola, stanno preparandosi per essere acconciatori. Essere acconciatori oggi vuol dire come minimo fare un 7-8 corsi all'anno per mantenere quello che la gente chiede e tutte le informazioni per riuscire a dare un servizio di un certo tipo. Quindi dico, attenzione quando si chiama qualcuno a casa, non è che a casa tu sei sicuro, perché non sai la persona prima dove è stata
Dove è stata prima? In che casa è stata? Dove è andata? Cioè non è semplice il discorso, e dopodiché la preparazione di questa persona sicuramente non è delle migliori. Ecco, peraltro, insomma, al di là poi del discorso dell'illegalità, naturalmente, che è sempre da condannare, del nero, no? C'è anche questo fatto di sicurezza, per cui tutto sommato io, per esempio, da cliente non la vedo male questa del Green Pass, anzi io mi sentirei personalmente più sicura a venire in un negozio dove so che devo esibire il Green Pass, ancor meglio se è il Super Green Pass, perché per carità l'abbiamo visto che anche i vaccinati si contagiano, ma comunque insomma in misura molto minore, quindi è un segno, diciamo, di una maggiore sicurezza di quell'ambiente all'interno del quale io mi reco, così come accade per il bar piuttosto che per il ristorante, per il cinema e quant'altro. Sì, è tutto vero. Allora, diciamo che guardando un po' da sopra il problema, analizzandolo bene, diciamo che se è vero che ci sono tutti questi vaccinati e farsi, diciamo, un Green Pass base anche per chi, diciamo, non si vaccina per andare dall'acconciatore, e non solo dall'acconciatore, perché da quello che mi risulta serve anche per andare in banca, per andare in posta, per altre cose, penso che sia una cosa abbastanza normale e tutto questo si risolva abbastanza in maniera light, la chiamo io, perché sono convinto anche di un'altra cosa, che una persona che va in un salone di un certo tipo, in un centro estetico di un certo tipo, sicuramente il servizio che viene fatto non vedo come possa abbandonare un servizio fatto bene e in sicurezza in ogni caso. Quindi penso che il problema sicuramente sarà meno di quanto subito è stato percepito dagli acconciatori o dalle estetiste. Logicamente c'è un discorso da fare, che siamo memori di un passato, della penultima volta, che essendo chiusi un periodo e abbiamo avuto meno presenze in salone dopo, dovute proprio a questo abusivismo, quindi un po' di paura è anche logica. Certo, ma cerchiamo magari di vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che magari la gente forse sentendosi più sicura grazie all'utilizzo del Green Pass magari torna un po' di più a rifrequentare rispetto a prima. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, auguro una buona giornata e un buon lavoro a Gian Antonio Papa, presidente del gruppo Benessere della Confartigianato della Marca Trevigiana. Un saluto, grazie mille. Noi ora andiamo in montagna, andiamo nelle nostre meravigliose Dolomiti. Vedo che abbiamo già in collegamento Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno. Buongiorno Barattin. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi, la vediamo in questa splendida giornata con poca neve, per la verità, alle sue spalle. Forse diciamo le temperature delle vacanze di Natale hanno fatto sciogliere la neve che era caduta, e questo si sta in qualche maniera ripercuotendo anche su quelli che sono gli interventi che voi state facendo in questo periodo? Ma diciamo che facciamo una distinzione: la parte bassa, quindi tutta la parte sotto i 1500 metri, attualmente ha poca neve, mentre nella parte alta, il 1500 e 1800 in su, c'è ancora una grande quantità di neve. Non abbiamo le quantità degli anni scorsi, però fino adesso ne sono cadute di nevi e hanno creato vari strati, no? La forte azione del vento ha fatto anche degli accumuli, però la situazione adesso, in questo momento in cui stiamo parlando, la situazione è buona, abbiamo una buona compattazione del manto nevoso. Bisogna fare sempre attenzione in tutti quei versanti dove si sono creati gli astroni da vento, che comunque nel primo pomeriggio, quindi con l'irraggiamento, possono staccarsi anche con un debole sovraccarico. Ecco, i rischi maggiori che si corrono proprio in queste giornate. Il bel tempo naturalmente di questi giorni sta invogliando naturalmente tutti gli appassionati di montagna, soprattutto nei fine settimana come oggi, insomma, a fare delle escursioni in quota. Le cose principali, insomma, per le quali è importante fare attenzione ed è importante informarsi prima di affrontare l'escursione.
Diciamo come sempre che la cosa fondamentale è guardare il bollettino onibiometeorologico per capire il grado di pericolo valanghe. Poi l'escursione va tarata con le nostre competenze e con le nostre capacità, quindi scegliamo dei percorsi adeguati in funzione delle nostre competenze. Abbiamo la possibilità di guardare in rete, di chiedere. Oggi addirittura c'è la giornata Neve Sicura fatta dalla CAI, Soccorso Alpino, Guide Alpine. È una giornata che dedichiamo alla formazione degli utenti che frequentano la montagna. Ci sono create varie stazioni sulle varie postazioni sciistiche intermedie, quindi anche sulle stazioni di proprio sci, dove del nostro personale del CAI delle Guide Alpine fa formazione a terzi che vogliono intraprendere le attività di frequentazione dell'ambiente innevato, quindi l'uso di sonda, pala arva e soprattutto le simulazioni per saperli utilizzare in tempo di pace, che poi è fondamentale nel momento in cui accade un infortunio. Fate molta attenzione alla frequentazione dei sentieri, le temperature sono molto rigide, c'è anche presenza di ghiaccio. Fate attenzione al tipo di materiale che avete con voi, le famose catenelle o il rampone calzabile va bene su una strada silvopastorale, non lo utilizzate assolutamente per fare alpinismo, quindi se vi trovate in situazioni particolari usate materiale alpinistico. Per tutte le altre escursioni su strade silvopastorali di media pendenza vanno benissimo e possono essere utilizzate, però fate molta attenzione. Ecco, come sta andando allora questa giornata di Neve Sicura, questa domenica di Neve Sicura che vi vede appunto impegnati quest'oggi? Sta andando molto bene, c'è una buona affluenza di pubblico sulle varie stazioni sciistiche, quindi questo ci permette anche di veicolare molte informazioni. È fondamentale sapere utilizzare il materiale che abbiamo con noi. È cambiata anche la normativa, non so se lo conoscete, il decreto legislativo 40 impone alcune dotazioni anche a livello amministrativo da avere con sé, quindi dobbiamo avere sonda, pala, arva, ma io dico non serve avere il materiale se non lo sappiamo utilizzare, quindi impariamo ad utilizzare il materiale che portiamo con noi, perché è un salvavita. Non lo fate solo perché c'è questa normativa che lo impone, è una cultura che deve nascere piano piano e cercare di saperli utilizzare molto molto bene, perché fanno veramente la differenza in caso di autosoccorso. Quando arriva il soccorso alpino o il soccorso organizzato ormai sono trascorsi quei 15-20 minuti che sono fondamentali per recuperare, vi ricordo, 9 persone su 10 nei primi 15 minuti. Laddove andiamo alla mezz'ora questo dato si va quasi a dimezzare, quindi fate molta attenzione che l'autosoccorso è il salvavita in caso di pericolo valanghe e di essere travolti in valanga. Ecco Baratin, nell'ultimo periodo c'è stato un notevole incremento di persone che si sono approcciate alla montagna, all'escursionismo, all'alpinismo, insomma a livelli diversi naturalmente, da quelli più amatoriali a quelli più impegnativi. Non tutti però appunto, come lei giustamente sottolineava, lo fanno con la dovuta preparazione. In questo senso, diciamo, la vostra attività proprio di soccorso alpino com'è cambiata nell'ultimo periodo? Diciamo che lo standard degli interventi è generalmente codificato, no? Non ci sono grosse variazioni. Abbiamo notato anche noi che se la frequentazione dell'ambiente alpino innevato dovuto al Covid, dovuto alla situazione di congettura che abbiamo in questo momento, dove l'utente vuole essere libero e quindi trova nella montagna quel momento particolare di libertà. Questo va fatto però con la consapevolezza che l'ambiente innevato è un ambiente particolare che ha dei rischi oggettivi e pertanto dobbiamo essere addestrati per frequentarlo. Noi ci troviamo spesso anche ad intervenire su delle banalità, le banalità dovute a una non consapevolezza che anche salire su una strada innevata con la macchina, pur avendo le gomme invernali, però se la strada ha un divieto ed è chiusa è inutile che insistiamo ad entrarvi, perché poi i problemi sono molteplici per recuperarvi, dal muovere una squadra e muovere mezzi per recuperare anche il mezzo. Quindi non interveniamo solo noi in quei casi, ma anche vigili del fuoco che vengono in supporto a queste attività. Però
tutto comporta un aumento di esposizione delle squadre in un ambiente innevato che può cambiare il meteo e veramente può essere molto pericoloso. Ecco, l'abbiamo più volte visto in quest'inverno, no? Sul Cansiglio per esempio, nonostante i divieti, molti gitanti della domenica, che nonostante appunto ci fosse il divieto, la strada chiusa con la macchina, hanno cercato di oltrepassare, di arrivare in cima, gente che si è avventurata con tutte le conseguenze poi annesse e connesse che abbiamo visto di interventi di soccorso, eccetera, no? Sì, non solo il Cansiglio, ma tutta la cordigliera, devo dire, delle basse prealpi, no? Quindi da Cave di Sarone andando fino al Grappa, una montagna molto facile da raggiungere con i mezzi, però ricordatevi che sopra i 600 metri siamo in montagna e la montagna ha dei rischi oggettivi e quindi quando usciamo anche con la famiglia facciamo attenzione, perché anche la minima banalità di un sentiero tracciato, però innevato, comporta dei rischi, perché sotto il manto che vediamo anche pur verde o ricoperto da foglie, sotto c'è del ghiaccio e quella frequentazione di quel sentiero senza la dovuta attrezzatura può diventare veramente pericolosa e anche mortale in taluni casi, come abbiamo più volte visto e abbiamo dovuto intervenire. Purtroppo sì, è aumentato il vostro lavoro nell'ultimo periodo a fronte appunto di questo incremento della frequentazione della montagna, vuoi appunto per il Covid, per cercare magari dei luoghi dove si possa stare all'aria aperta senza avere contatti vicino, fare attività fisica più in sicurezza e in tranquillità. Diciamo che in questo periodo, il periodo di Natale, anche in questi giorni, l'attività è normale, con dei picchi giornalieri in funzione del meteo, no? Giornate come oggi sicuramente a questa sera ci sarà, pensiamo, un'attività importante. Poi è altalenante, no? Abbiamo poca presenza di stranieri, che in questo periodo, 15 di gennaio, 20 febbraio, c'era una grande affluenza. In questo periodo purtroppo per la congettura del Covid non vi è tanta partecipazione, però vi è tanto pendolarismo, quindi molti che arrivano dall'Italia, dalla parte centrale dell'Italia, che vengono a sciare sulle nostre bellissime vallate, quindi c'è una buona affluenza e credo che anche gli albergatori siano contenti. Ecco, si è interrotto il collegamento. Io ringrazio davvero per essere stato con noi Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno, per averci dato tutte queste informazioni che è importante conoscere e sapere quando si va in montagna, e per averci illustrato anche questa iniziativa appunto in corso in questa giornata di domenica, Neve Sicura, appunto per tutti coloro che hanno intenzione di affrontare la montagna, e a costoro viene insegnato esattamente come utilizzare tutte queste attrezzature indispensabili e anche obbligatorie, l'abbiamo sentito da poco, proprio per affrontare le escursioni in montagna. Abbiamo un aggiornamento di cronaca per quanto riguarda l'ULSS 6 Euganea, ne abbiamo parlato diffusamente nel corso dei nostri telegiornali relativamente all'attacco hacker, quell'attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico dell'ULSS di Padova diverse settimane fa. Ebbene, gli hacker hanno messo in atto la minaccia che avevano paventato, quindi sono stati pubblicati sui social alcuni dati sensibili sottratti da degli hacker dall'archivio digitale appunto dell'azienda ULSS 6 Euganea di Padova, azienda che dopo il furto informatico è finita sotto ricatto economico. La scadenza era appunto la scorsa notte, ma gli stessi ladri informatici avevano annunciato poi la dilazione della pubblicazione di questi dati per 3 giorni, per altri 3 giorni, in attesa che venisse pagato questo riscatto che comunque l'ULSS ha sempre ribadito non verrà pagato. Poi in realtà appunto gli hacker hanno agito
proprio anche di fronte al fatto che l'ULSS ha sostenuto che non avrebbe sborsato un soldo. Questa mattina quindi l'ULSS 6 in una nota rileva che in merito all'attacco informatico subito lo scorso 3 dicembre i criminali, differentemente da quanto annunciato sul web con il rinvio di 3 giorni dell'ultimatum alle 23:30 di sabato 15 gennaio, hanno attuato ciò che avevano promesso. La nostra task force, conclude il comunicato dell'azienda sanitaria, che non ha mai smesso di monitorare la situazione, elemento che ha permesso di intercettare la pubblicazione, sta analizzando e incrociando i dati. Intanto si è appreso proprio in queste ore che vittima degli hackeraggi è stata anche una casa di riposo di San Donà di Piave nel Veneziano, una casa di riposo dunque della quale sono stati pubblicati tutta una serie di dati sensibili appunto dei pazienti ricoverati. Noi ora torniamo a parlare della tragedia di Andrea Soligo. Lo ricorderete, purtroppo è deceduto questo giovane elettricista in un incidente sul lavoro. Ieri ci sono stati i funerali, ma non dei funerali volevo parlare, ma della raccolta di fondi che si è attivata proprio per aiutare la famiglia di questo giovane. Aveva solo 25 anni e lascia la moglie e 2 figli piccoli. Si è quindi messa in moto una grande macchina di solidarietà per cercare di dare un sostegno concreto a questa famiglia. Sentiamo. È arrivata addirittura una telefonata proprio da Roma. Un signore ha chiamato il nostro centralino e ha parlato quindi poi con la nostra segreteria e chiedeva proprio la possibilità di poter effettuare un versamento, perché questa storia, purtroppo questa tragedia l'ha profondamente toccato e voleva dare anche lui il suo contributo. L'eco della tragedia così forte da arrivare fino a Roma, spingendo verso una corsa solidale per la famiglia Soligo. Una giovanissima moglie e 2 bimbi senza un papà. Il momento del dolore che accomuna Vedelago e Cairano si trasforma in un'iniziativa per supportare la famiglia di Andrea Soligo anche nel futuro. I comuni di Cairano San Marco e Vedelago hanno promosso un conto corrente messo a disposizione dalla Proloco di Cairano, sul quale chi vuole sostenere concretamente la famiglia può fare un bonifico. Con il sindaco Gianni Precoma di Cairano San Marco ci siamo sentiti e grazie alla disponibilità della Proloco di Cairano abbiamo attivato questo conto corrente dedicato alla raccolta fondi. E sempre per raccogliere fondi, la Proloco di Cairano ha organizzato uno spiedo solidale da asporto per domenica 23 gennaio dalle ore 12 presso gli impianti sportivi. L'intero ricavato sarà devoluto alla famiglia di Andrea. E tutta la comunità si è subito mossa e quindi hanno attivato questa possibilità di di ordinare, di prenotare uno spiedo con contorno, chiaramente da asporto visto il momento. Lo avevano già fatto in un'altra occasione e quindi sono già ben organizzati e quindi ringraziamo sicuramente tutti i volontari, tutti coloro che stanno dimostrando la loro vicinanza, perché chiaramente questo è un momento importante, ma è importante anche non lasciare la famiglia da sola anche nei prossimi giorni, nei prossimi tempi, quando i bambini avranno anche bisogno di incominciare a frequentare tutti i servizi come tutti gli altri bambini. Inoltre, assicura il sindaco di Vedelago, per Giorgia e i suoi figli l'impegno continuerà. Vogliamo dimostrare di essere vicini a Giorgia, quindi alla moglie e ai suoi bambini, e di non lasciarli soli, non solo adesso nel momento appunto fresco del fatto, ma anche nel tempo. Tant'è che abbiamo attivato chiaramente i nostri servizi sociali e nei prossimi giorni insomma ci saranno dei colloqui per supportare la famiglia laddove ce ne fosse la necessità. Ecco, ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, una buona giornata e una buona domenica, arrivederci.